Per secoli hanno trasportato il legname delle Dolomiti fino a Venezia, sfruttando la corrente del fiume sul quale i tronchi, prima liberi, poi legati a formare grandi zattere, scivolavano sino in laguna. Ora gli zattieri del Piave sono stati riconosciuti dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La notizia è arrivata oggi ed è stata accolta con grande gioia nei comuni lungo l'asta del fiume, dove hanno vissuto ed operato generazioni di zattieri. A Codissago, frazione di Longarone, c'è anche un museo che raccoglie le memorie di questa professione e tutela, attraverso l'Associazione degli Zattieri, la memoria di questa interessante pagina di storia locale. Venezia poggia su un cadore rovesciato, recita un antico detto, citato oggi ricordando con orgoglio il prestigioso riconoscimento anche dal presidente del Veneto Zaia. La storia degli Zattieri del Piave affonda le radici in quella della Serenissima, che con il consolidarsi del dominio di Venezia vede crescere enormemente il bisogno di legname per consolidare le fondamenta della città, dei palazzi, per costruire navi. Per secoli gli zattieri trasportarono, affrontando le insidie del fiume, il legname, soprattutto del Cadore, fino alla laguna. Ora quel duro lavoro fatto di storia e tradizioni è patrimonio dell'umanità.